Siamo giunti alla quarta corsa dall'Arcoveggio, ancora cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio, 4 però i ritiri, restano quindi 11 al via, 1 Cindy DL, 2 Capuzzi, 3 Corsa del Nord, 4 Catherine Rec, 5 Carat of West, 6 Chloe del Ronco, seconda linea 7 Columbus Gaps, 10 Ciubu dei Greppi, 11 Cienfuegos Laumar, 12 Crive, in terza fila 14 Clint del Ronco. Corsa piuttosto incerta, in chiusura Cienfuegos Laumar favorito, macchina che stacca, partiti con Capuzzi e Corsa del Nord alle prese. Capuzzi mantiene il vantaggio del numero rispetto all'avversario, con il numero 2 scende in corda e guida l'attacco della curva. Corsa del Nord in seconda posizione, poi più indietro Cindy DL, rimane invece in terza ruota Carat of West e poi riesce a sistemarsi in pariglia in seconda ruota, mentre continua a guidare Capuzzi, che completa i 400 metri iniziali. Numero 6, Chloe in del 37. Ronco, squalificato. All'esterno la terza ruota intanto di Cienfuegos Laumar. Il favorito risale gradualmente e viene via con decisione però sul finire della curva per portarsi su Capuzzi. Tanto completamento dei primi 600 e sempre leader Capuzzi. Ora all'esterno però agisce Cienfuegos Laumar, a contatto rimane Corsa del Nord, avanza anche Catherine Rec, per corsie esterne c'è anche Carat of West, lungo la corda Cindy DL in terza posizione. Intanto cavalli a completamento del chilometro, con Cienfuegos Laumar che va deciso su Capuzzi, chilometro in 1:18:7, poco più di 500 metri alla conclusione, con Cienfuegos che impegna severamente Capuzzi, che per il momento replica, ma sembra in grado di passare Cienfuegos a 400 dalla conclusione su Capuzzi. Tenta intanto di farsi luce 14, anche Carat of West, che viene anticipato da Corsa del Nord che scatta. Corsa del Nord supera Capuzzi, si lancia all'inseguimento di Cienfuegos Laumar, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in vantaggio Cienfuegos Laumar nel finale viene a concludere netto vincitore, mentre per il secondo posto emerge Corsa del Nord davanti a Cindy DL e Carat of West. 1:16:9 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere. Bella prestazione di Cienfuegos Laumar, che René Legatti porta un nitido primo piano con percorso scoperto molto convincente per piegare Capuzzi, che poi cede alla distanza. La vittoria invece netta per Cienfuegos Laumar nei confronti di Corsa del Nord e Cindy DL, che finiscono alle sue spalle. Successo quindi per René Legatti, Cienfuegos Laumar. Edoardo Moni al training per la scuderia Indal.